Le puntine del mondo, previsioni meteo sempre aggiornate. C'è nuvolo, forse piove, forse no. Comunque prima o dopo pioverà, questo è certo e non sbaglia mai. Allora oggi, cane, che razza di copilota che ho, mi devo sempre arrangiare. Vabbè, oggi io il copilota, cane pericoloso, se questo non fa un frontale con noi, ok? Stiamo andando con degli amici, credo nella zona dell'altra volta, facciamo un picnic, dormiamo lì la notte, ci sono altri zingari nuovi. Sì, in questi giorni puoi trovare un po' di caos con i video, nel senso i numeri eccetera, perché capita che ne posso fare anche 4 o 5 al giorno, no? Di video, di vari temi o di varie cose, e dopo li carico nel giro di una settimana, dipende, poi posso stare una settimana senza farli, non c'è regola, cioè quello è il bello, nascono così spontanei, non ho video ogni giovedì, ogni venerdì, ogni giorno, alla cazzo, così proprio alla cazzo, come viene viene, quindi sai che quando viene, tipo la foto col Velox, viene bene, no? Vengono voluti, desiderati, spontanei. Capi anche qua? No, è pieno di municipali in giro, perché ti ho detto iniziano i lavori alle aiuole, alle spiagge, tutto quanto, quindi ogni città ha bisogno di incamerare. Ho perso guancia gonfia perché ho la caramella. Ho perso un bel po' di video, non capisco perché, mi dispiace tanto. Quelli che avevo fatto col mio amico a Treviso, che avevamo fatto anche il video al distributore per sentire cosa diceva la signora, se ci faceva il gas o no. Alla fine ce l'ha fatto il gas, però mi dispiace aver perso i video, non capisco. Io ho perso anche un video che parlavo dell'hub da mettere nel cruscotto qua, ma per sto discorso te lo faccio vedere quando lo metto. Io non capisco quella gente che ti sorpassa e ti manda a quel paese, cioè sei sul limite 50, tu sei 50, cioè sorpassa e basta, capisci? No, è quello che non capisco. L'altro giorno, che sarebbe ieri, quindi non questo giorno ma l'altro, sono andato a far vedere la Smart A1, no? E io ho la mia bella guida sportiva, ma mai ho mandato a quel paese nessuno, nel senso sorpasso e basta. Oh piccione, cazzo, piccione potevo mandare a quel paese. Eccoci qua con parte del zinganaio. Adesso manca un altro furgone di zingani e poi partiamo e ci siamo tutti, todos. Però Emi, cosa dici? Cioè, no, la Emi è qua che controlla se ci sono gatti. Non è strada da gatti, cazzo, cosa ti ho insegnato? Non vedi? Non ci sono i marciapiedi, Cacchio, non so neanche se ho l'app conta chilometri nel tablet, perché il telefono è dietro, l'ho lasciato in cucina. Fammi vedere per capire quanto siamo. Siamo a tavoletta? No, non ce l'ho. Che peccato. Comunque saremo sui 190-195 all'ora, sì, tranquillo. 100 più, 100 meno, dai. Il bello di questa autostrada è che è gratuita, però mi annoio, ti perdi il bello, ti perdi il viaggio stesso, no? Cioè, non per essere splatter, ma c'è sta Vespa, si sta trascinando le budella per tutto il tergicristallo. Camperino, quanto hai fatto in 240 all'ora? Guarda, mi uccidi anche la fauna. Vai Camperino in salita, fagli vedere. Ma non incularli, ho capito che è la potenza, ma va piano, rallenta. Ehi, calmo. Eccoci arrivati. Mi ero ricordato che avevo la luminosità a stracacannone. Quello dovrebbe essere il furgone nuovo degli altri amici zingani. Sì, credo, forse. Adesso vediamo. Ford, sì, teoria. Però Emi, cosa dici? Guarda che gli altri amici Baula adesso. Adesso tu svanghi le palle, come facciamo? Emi, che te devi sempre massacrare tutti, hai rotto un po' i coglioni, dai. Per i tuoi amici, vedi Emi? Poi devi farla brava, Anche lo sgomamento fa, Emi, hai visto? Che razza di camper V-Power. Posto dell'altra volta, Emi, dove abbiamo preso il caffè, stavolta mangiamo, dormiamo e gli facciamo tanta cacca in giro, tanta. Oh, stavolta andiamo a fraccarci bene in fondo,
Stavolta andiamo a isolarci in questo deserto del Sahara di sassi. Via, mi facciamo la panoramica, guarda. Dopo fai anche tu il cameraman, mi cosa dici? Devo fare sempre tutto io. Ho capito che tu sei la regia, dici qua, là, bau, e destra e sinistra, però insomma. Ok, facciamo il parking selvaggio come l'altra volta. Passiamo la muraglia cinese di sassi qua. Vai che c'è la grande. Basta non infossarci, andiamo. Dove cazzo mi portano quelli là? Che se restiamo incastrati non è simpatico, cioè sì è simpatico, però dopo devi farti tirare fuori, tutte quelle robe là. Guarda, io mi metterei qua che la vedo un po' più compatta la situazione. Ecco qua, più che altro le ruote davanti, eccola. Cameraman, ferma qua. Tocca tenerti al guinzaglio o sei semismazzuli i cani? Dai. Oh, bravo. Aspetta, eccola. Boh, pronto. Vai bionda. Vai. Io adesso torno anche indietro. Ciao bello! Che brava che sei, Amy! Mia cameraman e il tuo amico. Ciao bello! Ciao, scusa! Sì, tuo amico bello! Tuo amico bello! È bello, sì! Guarda che ruffiana! Sei una ruffiana! Loro hanno i cani giù, vedi? Sì! Ma cosa fai? Che ruffiana sei? Ah, forse perché ho capito. È ora di pappe. Quando è troppo ruffiana è ora di pappe. Vedi? Guarda. Che bel bau! Che bello! Ciao! Ciao! Che bello! È bello! È bello! Sì, bella brava però sai, se no ti arriva un patone, ti arriva. Un bel patone, sì. Andiamo noi a fare immune lassù, prendi. Mi sono infossato! Porca troia, peccato cazzo, se la si faceva. No, con la rincorsa. Niente bicicross. No, non c'è questione di rincorsa, è troppo molle. Ci possiamo anche noi dopo bisogna scavare come prima. Ciao bello! Sì, lui sta dando per i cazzi suoi, perfetto. Poi dopo una piccola corsetta già scarica un casino. Anche lui perché c'è tanta gente. Quindi... Nuoti tutti, fai i fuochi, sterilizzi. Amy, noi facciamo la pasta intanto. Na 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 na. Nani nani na. Taran taran tan 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 tan. Taratatara.
le documenta tutti. Per farlo lavorare ancora. Bravo Tato. Passeranno. No, sta guardando loro. Ah, ecco, non Ma pensai. guardali. Quindi dirige i lavori. Sì. Agli umani da traino. Ah, brusemo a vezza o femo il falò qua? Brusemo a vecchia. Fabri, fai il pane e vin qua. Ara una roba. Mi sono attaccato alla colonnina della luce solare.